Buonasera, le principali notizie. A Palermo l'ex presidente della regione Totò Cuffaro patteggia 3 anni di servizi sociali ed esce di scena nell'inchiesta per la corruzione in sanità. 7 le persone rinviate a giudizio, un 8° imputato ammesso al rito abbreviato. A Giarre un ordigno fa esplodere la biglietteria della stazione ferroviaria, fallito il tentativo di svaligiare la cassaforte, solo danni alla struttura. A Palermo l'ultimo saluto ad Alessia, la piccola tifosa rosanera morta a 8 anni, la commozione dei tifosi in cattedrale per i funerali. Mafia confisca di beni per 3 milioni di euro al boss di Pachino, Salvatore Giuliano, storico alleato del clan Cappello di Catania. La Chiesa prenda una posizione chiara, lancia questo appello anche al Papa Antonio Messina, il giovane che per primo ha denunciato gli abusi a Piazza Armerina dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in via definitiva a 3 anni. Arancino o arancina, uno storico risolve il dilemma che divide la Sicilia ripercorrendo con il suo libro Il sole da mangiare le origini del principe dello street food. Calcio, clima da play-off in casa a Catania, primo ostacolo il Lecco. Gara d'andata domenica in trasferta, ritorno mercoledì sera al Massimino. Polverizzati in poche ore i 1200 biglietti destinati ai supporter rosso-azzurri. Eccoci, buonasera. Totò Cuffaro patteggia 3 anni di servizi sociali ed esce di scena nell'inchiesta per la corruzione in sanità. 7 le persone rinviate a giudizio oggi dal giudice per le indagini preliminari di Palermo. Sentiamo Manlio Viola. Sì al patteggiamento per l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Il giudice per le indagini preliminari Ermelinda Marfia ha accolto l'accordo raggiunto fra i PM di Palermo e la difesa dell'ex segretario della Democrazia Cristiana. Cuffaro evita il carcere, dovrà scontare 3 anni di lavori socialmente utili, ma dalla pena vanno sottratti i 5 mesi di arresti domiciliari o poco più già scontati. Restano dunque circa 2 anni e mezzo. L'ex presidente dovrà anche versare 7.500 euro ciascuno all'ospedale Villa Sofia e all'ASP di Siracusa come risarcimento del danno. L'accusa, che così si estingue, era di corruzione e traffico di influenze per aver fornito le risposte di prove concorsuali ad una concorrente di un esame indetto per la stabilizzazione del personale precario e per aver messo in contatto i responsabili di offerta e richiesta per la gara dei servizi di polizia all'ASP di Siracusa. Nella stessa udienza il GUP ha invece rinviato a giudizio 7 coimputati di Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo perché il fatto non sussiste la società Dusman Service SRL. Il prossimo 7 settembre davanti alla terza sezione del Tribunale inizierà il processo per corruzione e traffico di influenze all'ex direttore generale dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, Roberto Colletti, al primario del Trauma Center dello stesso ospedale, Antonio Iacono, allo storico autista e collaboratore di Cuffaro, Vito Raso, e ancora a Mauro Marchese, Marco Dammone, Roberto Spotti e all'imprenditore Sergio Mazzola. Stralciata invece la posizione di Ferdinando Aiello, che ha chiesto il rito abbreviato e sarà giudicato a luglio. Viaggia verso l'archiviazione il terzo episodio di questa inchiesta, la presunta mazzetta del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, per la quale la ricostruzione della procura non ha convinto il GIP. A Giarre siamo nel catanese, un commando ha fatto esplodere un ordigno nella notte nella stazione ferroviaria per tentare di svaligiare la cassaforte della biglietteria automatica. Il colpo è fallito, ma l'esplosione ha provocato gravi danni strutturali. Eva Spampinato. Un botto forte questa notte e ci siamo spaventati. Una bomba carta talmente potente da far tremare anche i palazzi non troppo vicini alla stazione e da far svegliare tutti nel cuore della notte a Giarre. Il letto ci è tremato, niente di che, questo. Quindi siete stati svegliati dal botto e dal letto che tremava forte? Sì. A far esplodere l'ordigno artigianale un gruppo di banditi che volevano rubare i soldi contenuti all'interno della cassaforte della biglietteria automatizzata della stazione ferroviaria, ma non ci sono riusciti, il colpo è fallito e loro sono fuggiti. L'esplosione è venuta intorno alle 2 di notte quando la stazione era chiusa, rimane chiusa infatti da mezzanotte alle 4 del mattino, non c'era nessun ferito, ma i danni sono stati ingenti, oltre a quelli della biglietteria anche in questo locale adiacente. Questo è quello che hanno lasciato, devastazione e macerie, che questa mattina gli operai della stazione stavano già ripulendo mentre i treni continuavano regolarmente a circolare. E non è la prima volta che succede. Provarci a portarsi il terminale per i biglietti, quello sì, ci hanno provato, non è la prima volta che succede.
Atti del genere non fanno altro che danneggiare la comunità. Ora per fare il biglietto non so se il bar è aperto, in caso mi faccio prestare l'app da qualche mio compagno. La Polfer sta setacciando i filmati di Piazza Mazzini e le immagini di videosorveglianza della stazione. Ci spostiamo di poco da Giarre, siamo a Riposto perché sempre nel Catanese nel pomeriggio c'è stata una rapina in una gioielleria del centro commerciale Conforama. 3 rapinatori incappucciati, armati di martelli e mannaia, hanno rubato gioielli e sono fuggiti. Momenti di terrore per le persone presenti nella galleria, scappate per il fumo sprigionato dall'allarme anti-furto. Indagano i carabinieri. Adesso a Palermo l'ultimo saluto ad Alessia, la cattedrale piena per la piccola tifosa del Palermo prima dell'ingresso. In chiesa il feretro è stato accolto dai cori della curva e dalle bandiere rosanero. Sentiamo Marco Gullà. Alessia vive, è il coro dei tifosi del Palermo che hanno accompagnato la piccola verso il suo ultimo viaggio. È il giorno del dolore, delle lacrime, il giorno dei funerali di Alessia La Rosa, la guerriera, così era soprannominata, morta all'età di 8 anni, dopo aver lottato contro il cancro. Non è un addio, ma un arrivederci, dicono parenti e amici che hanno affollato la cattedrale tra lacrime e disperazione. Accanto alla piccola bara bianca ci sono la mamma Maria Concetta, il papà Giacomo e la sorella Giulia, presente anche tutto il Palermo, tra squadre e dirigenti, tra gli altri il giocatore che gli è stato più vicino, Jacopo Segre, che ha posto sul feretro la maglia della squadra. La mamma incrocia proprio il calciatore del Palermo e gli dice: sentiva il tuo nome, e gli brillavano gli occhi, era contenta. La messa è stata officiata da Don Vincenzo Talluto, parroco del Borgo Vecchio. La morte di una bambina non è una cosa comune, ha detto, non è una cosa che siamo abituati a vedere con frequenza. Infine una lettera struggente che Alessia aveva scritto prima della sua scomparsa. Giulia, Christian, litigavamo sempre, ma vi voglio tanto bene. Vincenzo, avrei voluto dormire più spesso con te. Mamma, tu hai lottato sempre con me, avendo una grande forza. Papà, volevo sempre la mamma, ma nei momenti di fragilità sei e resterai sempre il mio papà. A Catania i carabinieri hanno denunciato 2 pregiudicati per una spaccata notturna a una farmacia di Sant'Agata Libattiati. Le immagini che vedete mostrano la vetrata frantumata e uno dei ladri che rovista tra i cassetti e poi fugge con un bottino di 200 euro. I militari sono risaliti ai 2 rapinatori incrociando i filmati che mostravano in modo chiaro i loro volti e la targa del mezzo utilizzato. Confiscati beni per 3 milioni di euro al boss di Pachino Salvatore Giuliano, storico alleato del clan Cappello di Catania. Lorena Dolci. Aveva messo le mani sulla produzione dei celebri pomodorini di Pachino, condizionando il mercato ortofrutticolo della zona con intimidazioni a produttori e commercianti, ma i suoi affari includevano anche la gestione dei parcheggi turistici e il traffico di droga. Un controllo capillare del territorio, quello di Salvatore Giuliano, in carcere con una pesante condanna a 24 anni per associazione mafiosa. Adesso la DIA di Catania ha confiscato il suo impero, fatto di 2 società operanti nel settore agricolo, 15 immobili fra terreni e fabbricati, rapporti bancari e postali, beni per un totale di 3 milioni di euro che passano definitivamente nelle mani dello Stato. Giuliano ha un lungo percorso criminale iniziato da giovanissimo, boss di Pachino e del clan che porta il suo nome, storicamente alleato della famiglia catanese dei Cappello, come documentato dall'operazione Araba Fenice della DDA di Catania. Giuliano è stato condannato anche ad 1 anno e 2 mesi per le minacce al giornalista Paolo Borrometi. Al nostro telegiornale parla Antonio Messina, il giovane che per primo ha denunciato gli abusi a Piazza Armerina dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in via definitiva a 3 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Antonio Messina ora lancia anche un appello al Papa. GR Italia.
È definitiva la condanna a 3 anni di carcere per l'ormai ex sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, mettendo la parola fine a uno dei casi più discussi e delicati che hanno investito negli ultimi anni la diocesi di Piazza Armerina. Secondo l'accusa, l'ex prelato avrebbe abusato di giovani conosciuti nell'ambiente parrocchiale. Un'inchiesta partita dalle denunce di alcune vittime che negli anni ha acceso i riflettori non solo sugli abusi, ma anche sulle presunte resistenze e sui silenzi interni alla chiesa locale. A Roma era presente con la famiglia anche Antonio Messina, la vittima che per prima denunciò gli abusi attribuiti a Rugolo. Dopo la decisione della Cassazione, Messina ha chiesto ancora una volta una presa di posizione chiara da parte della Chiesa. Io mi auguro adesso che con questa condanna anche la Chiesa prenda una posizione chiara, netta, non si lasci a mezze misure e dia una risposta a me e a tanti ragazzi che come me hanno denunciato altri casi, dato che la Chiesa continua a non rispondere, e quindi mi appello ancora una volta anche a Papa Leone. Intanto resta aperto un altro fronte giudiziario legato alla vicenda. È stata infatti rinviata all'8 ottobre l'udienza prevista ieri al Tribunale di Enna nei confronti del vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario giudiziale Vincenzo Murgano. Entrambi sono imputati con l'accusa di falsa testimonianza proprio nell'ambito del processo a Don Rugolo, un procedimento che continua a tenere alta l'attenzione su eventuali coperture e omissioni all'interno della diocesi, mentre la sentenza definitiva della Cassazione segna oggi un punto decisivo nella lunga battaglia giudiziaria delle vittime. Arancino o arancina? Uno storico risolve il dilemma che divide la Sicilia ripercorrendo con il suo libro Il sole da mangiare le origini del principe dello street food. Lorena Dolci. Mia nonna che mi diceva chi stu solo che si mangia il sole, perché era una forma sferica. Sfera dorata, una piccola arancia, ma anche pomo della discordia fra le due parti dell'isola, che rivendicano gli arancini e le arancine. Al principe dello street food, Calogero Matina, docente di enogastronomia, ha dedicato questo libro, Il sole da mangiare, edito dalla Confraternita dell'Arancinu, che racconta storie e curiosità di un'eccellenza siciliana, cibo ma non solo. L'arancino è proprio il simbolo della stratificazione di tutti i popoli che in qualche modo si sono succeduti nei secoli. Il riso per fare gli arancini, l'arancino ci vuole forza lo zafferano, così ci hanno insegnato gli arabi. La divisione si ripropone anche nel condimento. Nella cucina palermitana utilizzano il capuliato, il tritato, e per lo più non utilizzano tantissimo la salsa di pomodoro, non utilizzano formaggi. Noi invece qua nel catanese utilizziamo i pezzettoni di caciocavallo, la carne aggrassata, sfilacciata e col sugo. A parte i grandi classici, arancino al sugo o al burro, oggi ce ne sono di tutti i gusti, ma il ripieno dell'origine è quello che non ti aspetti. Se dovessi proporre un arancino storico, proporrei un arancino con un cuore di ricotta. Il segreto per una crosta perfetta? Noi utilizziamo della farina di riso per fare la pastella e poi utilizziamo della mollica di pane, possibilmente se di pane di semola. Quella crosta che crea il giusto equilibrio fra consistenza e gusto, frutto di materie prime di qualità, fra tutte il riso. Nella Sicilia dell'Ottocento, ricca di corsi d'acqua, non mancavano le risaie. Poi la diffusione della malaria e la strage di contadini portò alla chiusura per legge. Nel frattempo il dizionario Biondi aveva codificato il termine che risolve la questione con la pronuncia alla siciliana. E troviamo il lemma arancino, singolare maschile del diminutivo di arancio, e dicesi fra noi una vivanda dolce di riso fatta alla forma della mela arancia, arancino. Una breve pausa, poi ci occuperemo del tumore al seno tra patologia e cure. A Catania oggi e domani nel Monastero dei Benedettini, appuntamento con la terza edizione di Catania Forsenology, il congresso nazionale dedicato all'aggiornamento multidisciplinare in ambito senologico con medici ed esperti a confronto e con le testimonianze che di alcuni pazienti. Simona Mazzona. 58 relatori di 25 centri di senologia italiani, di cui 17 siciliani, con i loro specialisti e specialiste per una 2 giorni intensa, con gli occhi puntati sul tumore alla mammella, alle sue diverse forme e alle cure più all'avanguardia. L'auditorium del Monastero dei Benedettini ha accolto la terza edizione di Catania Forsenology, congresso nazionale promosso dagli specialisti del Breast Center di Humanitas, Istituto Clinico Catanese, e dedicato all'aggiornamento multidisciplinare
in ambito senologico. Un focus sui casi clinici attraverso le principali figure che se ne occupano, medici specializzati, ognuno per propria parte, con l'obiettivo di mettere a frutto tutte le proprie conoscenze per migliorare i percorsi di cura. Abbiamo voluto coinvolgere non soltanto i maggiori protagonisti italiani, ma anche i protagonisti delle nostre breast unit siciliane, affinché tutti insieme si possa affrontare il problema e cercare di affrontarlo sul campo, ovvero il taglio diverso che è stato dato a questo incontro, a questo evento, è quello di portare i vari casi clinici. Presenti non solo camici bianchi ma anche pazienti e diverse associazioni per partecipare a un confronto diretto e per ascoltare testimonianze di chi ha affrontato questa patologia. E se un'app prendesse il posto dell'uomo, il tema affrontato nello spettacolo Condominio Mon Amour, andato in scena al Teatro Sipario Blu di Catania. Protagonista l'attore Giacomo Poretti insieme a Daniela Cristofori, compagna di scena nella vita. Desiree Ferlito. Sì, fai questo. Essere licenziati e sostituiti da un robot o da un'app. È quello che succede ad Angelo, interpretato da Giacomo Poretti in Condominio Mon Amour, dove lui, storico portinaio di un elegante palazzo della Milano Bene, viene liquidato dalla tecnologia. A comunicarglielo Caterina, una spietata tagliatrice di teste, interpretata dall'attrice Daniela Cristofori, compagna sulla scena e nella vita. Litigare sul palco e il teatro aiuta a fare questa cosa, ma al di là dei litigi, per me è una cosa bellissima lavorare a questi progetti teatrali con Daniela, con mia moglie, è bellissimo. Un duello serrato e divertentissimo tra essere umano e tecnologia, empatia e algoritmi, vecchio e nuovo mondo. Chi è più tecnologico dei due? Allora lui ci prova, si applica perché Giacomo è molto testardo, quando vuole una cosa non c'è verso e quindi alla fine ce la fa. Uno scambio continuo di ironia e complicità che conquista il pubblico, affrontando però un tema attualissimo. La tecnologia, l'intelligenza artificiale rischia di far estinguere certe professioni. È un ritmo abbastanza infernale dove si ride ma si riflette anche tanto. C'è anche un tema di questa donna, Caterina Dolorosi, che vive tra famiglia, ha un figlio, quindi è stretta anche lei da questo meccanismo che la sta un po' mangiando. Lo spettacolo si inserisce nella rassegna teatrale della Fondazione Venturino, Il tuo volto come una profezia, un percorso che mette al centro proprio il valore dell'incontro umano e della relazione. Un filo rosso perfetto per una storia che dietro la comicità ci ricorda quanto nessuna app possa davvero sostituire una vera relazione. A casa chi ha l'ultima parola? Indovini, non tocca a me dirlo. Catania celebra la cultura e i giovani talenti con la terza edizione del Festival del Folklore Siciliano Scolastico, una giornata speciale che ha unito scuola, cultura e identità. Cuore pulsante dell'evento il cortile Platamone. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Pizzi Folk di Catania con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci e il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Catania. Ci fermiamo, breve pausa, alla pagina dello sport. Catania sempre più vicino ai play-off, infatti domenica affronterà il Lecco. Il Catania entra in clima play-off dopo il pieno di entusiasmo fatto ieri pomeriggio al Massimino. Adesso la concentrazione è tutta per la partita di domenica sera, Lecco per la gara d'andata. Francesco Triolo. Eccolo, il clima playoff, un assaggio di quelli che fanno impressione, quello di ieri pomeriggio al Massimino, ma che fa capire quanto siano alte pressioni e aspettative. E lo striscione al centro della tribuna B lo testimoniava bene. Attenzione, tutta rivolta alla partita d'andata dei playoff nazionali di domenica sera. L'avversario, il Lecco, rappresenta il primo ostacolo contro il Santa Venerina. Toscana ha provato quello che potrebbe essere lo schieramento iniziale, con Dini in porta, Gherardi, Miceli e Pieraccini in difesa, Raimo, Quaini, Di Tacchi e Celli in mediana,
Bruzzanini e Cicerelli alle spalle di Forte. 10 i gol finali, ma soprattutto un pieno di fiducia per tutti, anche per Caturano che ha realizzato una tripletta e che ha giocato nella ripresa, dove Toscano ha dato spazio a tutti i rientranti dall'infermeria, compresi Beters e Allegretto, per i quali sono già iniziate le trattative per il rinnovo del contratto. E allora da oggi attenzioni tutti al Lecco, quarta classificata del girone A, reduce da 2 turni superati, 2-1 alla Gian Erminio e doppio pareggio per 1-1 contro la Pianese, con qualificazione in extremis grazie a un rigore a tempo scaduto di Scipos, 12 gol stagionali, uno degli ex del Catania squadra, insieme al portiere Furlani, in grande evidenza in questi spareggi decisivo nella gara di mercoledì sera, e il centrocampista Zanellato. Insomma, vantaggio dei 2 risultati, ritorno in casa in un Massimino e si preannuncia già stracolmo, ma attenzione alta, il cammino del Catania inizia adesso. E per Lecco Catania sono stati già venduti tutti i 1.200 biglietti messi a disposizione del settore ospiti dopo appena 3 ore dall'apertura e appunto dalla vendita. E prima di chiudere una notizia di cronaca, perché oggi a Palermo è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Pietro De Luca, il pensionato ucciso con un tubo di metallo da un ragazzo di 16 anni all'interno di un casolare. Da quanto emerso dall'esame appunto dell'autopsia non ci sarebbero stati segni di colluttazione. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.